Allora, questa sera presentiamo il libro di Marco Iacovelli, che è qui accanto a me, che peraltro non è di Roma ma è di Bari, ed è venuto qui proprio per fare la presentazione e per stare con noi, quindi essere di persona. Questo è il secondo libro. Il primo libro era Uno sguardo sull'abisso e come potete vedere entrambe le copertine sono molto belle ma anche molto inquietanti, perché i libri di Marco sono dei libri diciamo non fantasy ma sicuramente molto intriganti, molto, poi ci sarà appunto la fine dicitrice che spiegherà molto meglio. Allora, la cosa che colpisce dei libri di Marco è, allora premetto che è un genere che a me normalmente non piace, lo dico senza piaggeria veramente, e invece nei tuoi libri c'è un avvicendarsi, un incalzare degli eventi che veramente fa venire voglia di andare avanti e di leggerlo fino alla fine. C'è un po' di tutto, ci sono anche i sentimenti, c'è l'umanità, quindi è veramente un libro che tratta tantissimi argomenti in poi pochissime pagine, insomma. E oggi ho il piacere di essere qui per presentare il suo nuovo libro, The Flasher che appunto io ho letto, ed è un thriller puro, perché ti viene proprio con il fiato sospeso, inizi a leggerlo e vieni subito catturato già dalle prime pagine, no? Perché ti catapulta immediatamente in una situazione volendo anche banale, perché è quella di un viaggio. All'inizio non viene subito rivelato tutto quanto, però capisci, perché ha questo modo di scrivere che ti va ad insinuare il dubbio che c'è qualche cosa che deve accadere, qualcosa che non andrà come deve andare, e quindi appunto, come diceva lei, c'è poi il desiderio di affrettarsi ad andare avanti a leggere per capire che cosa succederà, e quando si arriva poi alla vicenda, al fatto, non viene rivelato immediatamente, ci sono comunque sempre dei colpi di scena ad hoc, proprio per, diciamo, catturare e mantenere anche l'attenzione del lettore. Quindi questo è un pregio che io ho rilevato nel primo e confermato nel secondo. In questa storia ci sono tanti personaggi, ovviamente tutti hanno il proprio ruolo chiave, anche quelli minori, per lo svolgimento poi di quella che è la trama, ma ovviamente ci sono poi i protagonisti, i personaggi principali, e il libro si apre con questa coppia, marito e moglie, Milena e Roberto, Roberto, che diciamo sono in viaggio, hanno deciso di fare questo viaggio in Scozia, quindi molto bella anche l'atmosfera, tra l'altro, perché si svolge tra l'Italia, che ovviamente è il nostro paese, quindi noi amiamo soprattutto l'Italia meridionale, e la Scozia, che è un sicuramente paese più lontano e distante da noi, però ha dei paesaggi insomma meravigliosi. Inquietanti, ma che a volte ma è stato scelto allora, non a caso hai scelto quello. essere picchiati con una cinghia, anche una sola volta nella vita, è un'esperienza terribile. Il rumore dell'impatto del cuoio sulla pelle nuda, indifesa, resta indelebile nella mente, come il ricordo di una brutta malattia o di un sopruso indimenticabile. Ma quando questa violenza viene perpetrata ripetutamente, costantemente, rito aberrante praticato da un'indole malvagia, allora si è marchiati a vita nel corpo e nella mente. Quello era il mio caso, purtroppo, con tutte le sue terribili conseguenze. Le mie ferite non facevano in tempo a rimarginarsi, che venivano di nuovo violate, lacerate, e senza disinfettanti e unguenti che non possedevo, spesso si ricoprivano di piaghe. All'inizio mi vergognavo, quando uscivo, di quelle stimmate del male, procuratemi dal demonio che un tempo pensavo fosse mio padre. Ma quando ho capito che erano gli altri che dovevano nascondersi, sparire, sprofondare, silenziosi testimoni e quindi complici di quello che mi veniva inferto, le mostravo, patetica esibizione all'opposto di quegli uomini di chiesa che recano addosso il marchio di Dio. Questo è un riferimento alle stimmate di Padre Pio, al contrario, perché queste sono generate da un malvagio. L'effetto è lo stesso.